Grazie a te Marco, va benissimo Alessandro, non serve assessore Ciani o illustre ospite. Ehm, Parto dalle prime due domande. Dico una piccola provocazione, per me non è importante come si chiama, o quantomeno non è rilevante, decidetelo voi come si chiama. Non, io non ho paura a chiamarlo Borgo Stazione perché lì c'è la stazione, che è un luogo particolare, no? Nella vita delle persone, un luogo di scambio, di arrivo, di partenza. So che il mio carissimo amico Claudio Cracovia, che è l'ex questore di Udine, che ha fatto una cosa molto importante per quel quartiere, era innamorato del nome quartiere delle Magnolie, ma non lo trovo, ecco, particolarmente rilevante. Sì, forse c'è un tema riguardante l'identità, ma quel quartiere ha tante identità, quindi io non focalizzerei l'attenzione tanto sul nome, sui confini del quartiere, anche perché poi ci sono delle problematiche diverse all'interno anche delle varie vie. Quello su cui però penso che dobbiamo un po' ragionare tutti quanti è qual è il ruolo di ciascuno di noi per la vivibilità di quel quartiere. C'è un ruolo molto importante dei cittadini, dei residenti, di pungolo nei confronti delle istituzioni, che si tratti di istituzioni deputate all'ordine, alla sicurezza, quindi penso alla questura, penso alle altre forze dell'ordine, e dall'altro lato nei confronti dell'amministrazione comunale. Io mi concentro ovviamente per quanto riguarda le mie competenze dal punto di vista dell'amministrazione comunale, che in questo anno ha fatto delle cose oggetto di critica. D'altra parte, se c'è stato un cambio di amministrazione è evidente che ci fossero delle iniziative diverse rispetto al passato. Io, per le iniziative che ho portato avanti, ho sempre ritenuto di dover ascoltare le persone, di recarmi nei luoghi, di parlare con tanti residenti che hanno chiesto di confrontarsi con me in questo primo anno. Mi sono confrontato moltissimo con le forze dell'ordine, con il questore, con il prefetto, e penso che ciò che è stato fatto in un anno dal punto di vista del tema della sicurezza, che è quello di cui io mi occupo in particolare, sia stato fatto tanto, forse non in maniera sufficiente, non bisogna mai abbassare la guardia, perché oggettivamente è inutile negare che in quel quartiere alcuni problemi ci siano. Ritengo che l'operazione che è stata fatta dalla questura in particolare, con il supporto anche di tutte le altre forze dell'ordine, è stata un'operazione che ha dato tanto a quel quartiere, perché io penso che, a prescindere dalla nazionalità, dal fatto che una persona sia nato qui o sia nato altrove, le persone per bene hanno piacere che le persone che non si comportino bene vengano distinte, ok? Cioè, a prescindere dal fatto che io sia italiano e udinese, io ho piacere che gli italiani che non si comportano bene non abbiano niente a che fare con me. Okay? E questo penso valga per i colombiani, valgano per tutte le persone di tutto il mondo che abbiano un minimo di buonsenso. E il fatto che quasi 40 persone che utilizzavano quel quartiere per spacciare della droga, per vendere morte, non siano più sulla strada, penso che sia una cosa positiva per gli italiani, per gli stranieri, per tutti, a prescindere da destra, sinistra, bianchi, rossi, gialli, blu. Questa è una cosa penso che sia positiva. Così come penso che sia positivo che il Comune abbia stanziato tanti fondi per la videosorveglianza che nei prossimi anni verranno realizzate. Anche qui stesso tema, non si tratta di grande fratello, ma io quando giro per la città non spaccio, non picchio le persone, non mi ubriaco, e quindi non ho nessun problema se c'è una telecamera che riprende quello che io faccio, perché sono assolutamente tranquillo, e penso che tutte le persone che si comportano correttamente non abbiano nessun problema a sapere che c'è una telecamera che riprende quello che succede nella nostra via, nel nostro quartiere. Ieri, e questo secondo me è un aspetto che non è tantissimo uscito sui giornali, forse se ne parla
se ne parla poco. Ieri ero con una bravissima giovane ingegnere che si occupa di viabilità del nostro comune e stavamo parlando di un progetto che è molto importante, di rifacimento di tutta l'area antistante la stazione. Lo dico con onestà, ci sono dei problemi enormi, in particolare di viabilità, cioè una stazione particolare, quella di Udine, non c'è moltissimo spazio, ci sono i taxi, ci sono gli autobus, c'è un attraversamento delicato, ovviamente poi la stazione per quella che è un luogo sempre molto particolare in cui c'è molto movimento. E questa amministrazione ha approvato un progetto di rifacimento del tutto il piazzale antistante la stazione, per dare un'idea, ecco, diversa a chi arriva nella nostra città e vede, nel momento in cui si affaccia, esce dalla stazione, vede un posto bello, un posto dignitoso. Verranno ampliati molto i marciapiedi, daremo la possibilità di mettere dei gazebo, dei tavolini al locale che c'è nella stazione, verrà rifatto l'attraversamento pedonale. Insomma, daremo un'immagine diversa a chi arriva in città, e penso che da qui, ecco, si possa partire. Quindi giuste le iniziative in tema di sicurezza, molto importanti, richieste tantissimo dai residenti italiani, ma io sono sicuro che le iniziative in materia di sicurezza siano richieste non solo dagli italiani, ma da tutti gli stranieri che si comportano bene, che sono venuti qua per lavorare, per mettere su famiglia, per avere una vita migliore, e di questo io sono assolutamente convinto. Il compito dell'amministrazione comunale però è di rilanciare quel quartiere, così come questo vale ovviamente per tutti i quartieri della città, ma dicevi tu bene, Marco, che c'è un'attenzione particolare. Io penso che sia una cosa bella che un'amministrazione comunale punti molto su un quartiere che ha avuto e ha ancora delle situazioni di problematicità. Voglio dire però anche che un ruolo molto importante ce l'hanno i residenti, ce l'hanno i cittadini di pungolo nei confronti dell'amministrazione, di proposta nei confronti dell'amministrazione. Sappiate che quelle porte non sono aperte, ma sono spalancate. Nelle piccole e nelle grandi cose c'era una proposta che so che veniva fatta da tempo, e era quello di creare una scemenza, uno stallo riservato alle forze dell'ordine in via Roma. Mi è arrivata questa proposta, l'ho trovata di buon senso, l'abbiamo fatta immediatamente. Ci sono poi dei progetti molto grandi che chiedono magari molto tempo, però ecco, ritengo che nessuno possa fare da scaricabarile, cioè né l'amministrazione comunale possa dire no, io non mi occupo dei problemi, devono fare tutto i residenti, né però nemmeno viceversa, nemmeno i residenti possono dire ma io quello che voglio fare è ogni 5 anni andare a mettere una croce sulla scheda elettorale e poi disinteressarmi per i 5 anni successivi magari criticando e basta. Se invece ci si mette di impegno tutti quanti, e quindi l'amministrazione comunale che va sul posto, che tiene le porte aperte, e i residenti che cercano di proporre, allora io ritengo che i risultati possano arrivare, e ve lo dico con grande onestà, io sono contento di quello che è stato fatto fino adesso. C'è ancora molto da fare, se però ecco siamo insieme, e io ascolto le proposte di tutti a prescindere dalla nazionalità, dal credo politico, non ho mai chiesto all'interlocutore da dove vieni, chi voti, chi hai votato e chi voterai, perché io penso che le proposte positive siano positive a prescindere da chi le fa, a prescindere dagli orientamenti. Però ecco, se c'è un'unione, in questo caso io penso che i risultati possano arrivare e che si possa lavorare bene. Alessandro, questo quartiere, la domanda che ti faccio è secca, no? Vai su Google, scrivi Borgo Stazione, è una catastrofe, no? E io sottolineo questo e ti cedo la parola. Grazie a Saul, che è un componente fisso, rappresenta una componente fissa di Borgo Stazione da 30 anni, una nuova componente di questo mosaico che si chiama Borgo Stazione, abbiamo una notizia
in più sul versante positivo. Quindi probabilmente è anche una questione anche di quantità di iniziative. Vedi, hai visto quanti fermenti ci sono, quante iniziative, c'è la festa delle Magnolie che è lì parcheggiata, c'è la festa della mamma, c'è la biblioteca dell'Africa e ci sono tante cose che si possono fare. Quanta carne mettiamo al fuoco, Alessandro? Ma io già ho sentito delle proposte interessanti, quindi mi riallaccio, sarò brevissimo a quello che dicevo prima, cioè la festa che ha organizzato Daniele, che sono sicuro che nelle prossime edizioni avrà la clemenza del tempo, nasce proprio dal basso, cioè da un ragazzo che inizia a collaborare con un'associazione, da questa collaborazione iniziano ad espandersi delle relazioni, si mettono vicine decine di associazioni che decidono di creare un evento. Il comune supporta l'iniziativa fin dall'inizio, aiuta per quanto di sua competenza e si realizza l'iniziativa. Bellissima la proposta di portare anche lì iniziative come giornate del gioco, notte dei lettori. Fabrizio, prendiamo appunti, perché la trovo una cosa proprio veramente bella, ma si condivido proprio al 100% quello che diceva il collega Fabrizio prima, la sussidiarietà, cioè noi siamo assolutamente disponibili ad aiutare, a promuovere per quanto di nostra competenza. Penso che non ci siano problemi anche da un punto di vista proprio meramente economico nell'aiutare la realizzazione di iniziative che secondo me hanno successo se proprio partono dal basso, cioè tanto per essere molto chiari, io non sono residente di Borgo Stazione e conosco le mie zone molto meglio, penso che a Borgo Stazione servano le iniziative, gli eventi, le occasioni di socializzazione voluti dai residenti di Borgo Stazione, e penso che sia proprio questo il ruolo, no, dell'amministrazione comunale, cioè di supportare le iniziative che voi volete, non quelle che altri vi impongono. Caro Presidente, organizza più spesso la festa della vostra associazione, così il comune ha la possibilità di ricevere un sacco di proposte. O venite a trovarci, veniamo noi a trovarvi, perché penso che sia questo il metodo, no? Cioè che siate voi a proporci e a lavorare insieme a noi, quindi io preferisco, caro Marco, più che continuare a parlare, preferisco di gran lunga ascoltare quello che voi avete da dirci.